Allora, benvenuti a Soundtrack City, a questa puntata speciale con i nostri mitici amici Guido e Maurizio De Angelis. Vi ricordate che abbiamo avuto con loro l'opportunità di parlare della loro carriera in una puntata speciale divisa su due parti, e questa volta invece siamo qui, in questa occasione incredibile anche per noi, di ritrovarli per parlare di questo album, questo Future Memorabilia, giusto? Future Memorabilia. Sì. Ho detto l'italiana invece. Sì, no, ci piace dirlo all'inglese perché così noi adesso... Poi dipende, se tu adesso ci farai le domande come dire Maurizio De Angelis, ti rispondiamo in italiano. Ok, perfetto, allora facciamo, intanto l'interprete ce l'abbiamo qui seduta stante. Allora, Guido e Maurizio, intanto una domanda che il mio socio Marco Tessoni, che non è qui con noi perché questa volta ci troviamo a Milano. Saluto molto volentieri. Ciao Marco. Ciao Marco. Nell'industria discografica attuale, con la crisi che c'è anche dal punto di vista della distribuzione sia dei compact disc che dei vinili, diciamo mettere in piedi un evento discografico del genere, intanto come l'avete pensato e che cosa pensate del futuro della situazione discografica attuale effettivamente, che non è molto rosea? Sappiamo tutti che i numeri che si facevano una volta non si fanno più da tempo, i numeri di vendita dei dischi. Sappiamo molto che il digitale, il download ha sostituito questi supporti da tanto tempo e noi abbiamo però a un certo punto abbiamo pensato che avessimo, data la nostra, come dire, carriera di tanti anni, avessimo un materiale a sufficienza. Una volta constatato che comunque è ancora nei cuori e nella mente di tanta gente, anche attualmente, che avessimo materiale a sufficienza per poter dare una rivisitata a questo repertorio così vasto in effetti. E la cosa migliore che ci è venuta da fare era che ci è venuta in mente proprio quella di dare questa rivestita in questo modo con una tipologia di arrangiamenti e di sonorità diverse del canto tradizionale, e è un progetto che è stato abbracciato molto volentieri da un gruppo discografico, da DG in questo caso, e quindi sentiamo tutta il piacere e la responsabilità di questo, ci crediamo tutti questo, ecco, questa è la filosofia. Poi sull'avvenire sul futuro del mondo discografico speriamo che parta questo. Ma c'è un fatto che facendolo in vinile, io penso, questo disco esce in contemporanea in tutta Europa e quindi anche in Germania, in Olanda, dove noi spopolate. A questo punto io penso che c'è un bel numero di persone, molti l'hanno già prenotato, stanno prenotando da tutti. C'è un bel numero di persone che vorrà avere per ricordo questo vinile e suonarselo. Anch'io veramente non ho, mi si è rotto il coso del player, bisogna che me ne prendo uno perché sennò non riesco a sentirlo neanche. E quindi sarà una cosa che rimane lì per i nostri amici, quelli che ci vogliono bene, quelli gli rimane anche perché se vedete la copertina ci sono delle sorprese dentro, si apre, insomma è una cosa. Già nella versione questa che ho in mano, che è ultra colorato, è bellissima, facciamo vedere che ci sono anche gli adesivi, che guarda che meraviglia, ma poi mi piace molto qua, perché facciamo vedere senza fare danni, perché io sono sempre goffo in queste cose, e ci sono gli adesivi, guarda che meraviglia. Tra l'altro mi volevo chiedere come avete fatto la selezione, visto che avete una miriade di temi, di leitmotiv ormai entrati nell'immaginario collettivo, come avete scelto quelli da inserire nell'album? È stata una bella scelta. È stato un parto laborioso. Noi abbiamo comunque dovuto scegliere 10 e non di più, insomma, quindi ce ne sarebbero stati anche altri. Infatti. Non è detto che facciamo un secondo volume? Dai. Questo è il volume 1. Va bene, dai, va bene. Senti, ma io ho visto l'anteprima di Orzo Way con Tommaso Paradiso, che poi ci sono degli ospiti d'onore, d'eccezione, dei featuring, c'è Claudio Baglioni, c'è Tommaso Paradiso, poi vabbè, ovviamente c'è l'omaggio a Bud Spencer, poi voglio parlare di Banana Joe. Ho visto che c'è anche Elio, le storie tese, e poi David Hasselhoff, mitico, supercar. Allora, Elaida Dani.
Elaida Dani, infatti, poi c'è anche Roland Kaiser, Roland giusto? Kaiser, sì, Kaiser, è il numero uno in Germania. straordinariamente conosciuto in Germania, quindi Lui ogni volta tante volte ha fatto delle cover dei nostri brani nell'arco degli anni, sempre hanno un grande successo. Aveva fatto Santa Maria, che ha preso dischi d'oro a Iosa in Germania anche, e dopo un po' lui ci ha chiesto di farla in tedesco e l'ha cantata, è andato prima lui in classifica. No, ora vediamo come avete scelto i pezzi, dai, vediamo un pochino come vi siete scervellati, Tore, quale mettiamo in quest'album? abbiamo messo giù un centinaio di titoli e a quel punto sapevamo che dovevamo arrivare a 10, 11 massimo insomma, è stato, diciamo, non potevano mancare quelli più classici. clamorosi, insomma, Sangue non ci doveva essere, Zoe ci doveva essere, Giumbaghi ci doveva essere, Sheriff ci è stato richiesto e ci doveva essere perché Banana Joe ci poi doveva essere. nel frattempo in questi ultimi anni devo dire si è consolidato nell'immaginario collettivo un'immagine del coro dei pompieri che ha assunto la dignità di brano singolo, quindi perché era nato come pensai, come un M qualsiasi di una colonna sonora e poi insomma questo probabilmente, anzi sicuramente grazie anche a internet. Sì, da quel punto di vista lì sì. Sì, allora a un certo punto siamo stati contattati dal coeditore italiano Universal, ci ha detto: guardate ragazzi che bisogna mettergli un titolo a questo, non si può chiamare M29, Infatti. Il coro dei pompieri. chiamiamo Coro dei Pompieri, sono già una decina d'anni che si chiama Coro dei Pompieri. Anche se qui abbiamo messo la. Sì, perché questa è una versione talmente speciale che voglio dire, fa storia a sé, ma è quello. Ma togliendo Roland Kaiser che mi hai raccontato, che ha fatto diventare ancora più hit i vostri brani di successo, questi temi di successo, ma gli altri, vabbè, ovviamente Bud Spencer l'omaggio era più che dovuto, mi pare anche logico, ma gli altri special guest di quest'album, come li avete... Partiamo dal presupposto che noi siamo molto amici di Claudio e siamo anche amici di Tommaso Paradiso e quando li abbiamo prospettato e li stimiamo molto, noi tra le altre cose Baglioni ha già cantato Sandokan in un suo disco anni fa, quindi Claudio. Tommaso è sempre stato una persona che l'abbiamo conosciuto varie volte e ha sempre magnificato i nostri brani perché lui li ha sempre ascoltati. Si è sempre dichiarato come dire, una persona che ha seguito le nostre cose dall'inizio. Era naturale. Poi tutti gli altri, Elio è uscito fuori questa cosa qui perché loro sono così. Giocherelloni. Sì. No, è stata bellissima, comunque è stata una bella esperienza. Gli altri ci sono David Hasselhoff, che è l'attore di Baywatch. Non è solo un attore, perché lui è anche un cantante molto bravo che quando il muro di Berlino cadde c'erano dei gruppi che suonavano, non so vi ricordate, e lui era già in quei gruppi, per cui lui in Germania, David, quando esce i concerti meno di 20-30 mila persone non li fa. Allora, tra l'altro David ha lavorato con noi come attore, noi lo abbiamo scritturato come attore quando noi abbiamo prodotto tante serie in giro per il mondo, lo sapete, no? Come produttori. E quando abbiamo prodotto il film Shaka Zulu del re degli Zulu in Marocco, abbiamo preso lui come attore protagonista anni fa, 10 anni fa, era il 2002-2003, quindi c'era già un'amicizia con noi, Un'affezione. Ma lui è stato molto... Poi per lui, ecco, qui una domanda che può essere perché quel tipo di brano all'uno e all'altro. Infatti. Perché David ha cantato Sheriff, che è il brano più americano che abbiamo voluto mantenere con quella impostazione, quel sapore, quello di humor, quel sound lì. E Claudio ovviamente invece Sandra perché l'aveva già fatto. Tommaso Paradiso invece si è dichiarato entusiasta di All the Way.
Orzoway, insomma, quindi c'è stato Roland Kaiser aveva Santa Maria è stato un suo hit proprio, quindi ci sono state delle vere e proprie, come dire, scelte quasi obbligate, naturali, quasi naturali. Per quanto riguarda Elaida Dani, a noi nel brano We Believe in Love, alla fine del brano insomma, ci serviva una voce femminile importante, e quando lei ha sentito questo brano ha detto no basta, ha chiesto il permesso a Cocciante, perché stanno facendo Notte Dante per il giro per Mare Russe, da quella parte lì ha chiesto il permesso, guarda Riccardo, devo avere 2 giorni di permesso, voglio cantare questa cosa, mi piace moltissimo, ti prego, e Cocciante, che noi conosciamo bene, Riccardo ha detto vabbè, i fratellini vai, vabbè falla. Il fratellino è bellissimo. Senti, io ho visto il video, quello che è uscito come anche video promozionale dell'uscita dell'album per l'appunto, che è Orzoway, e ho visto, oltre ai complimenti perché c'è tutta la parte di animazione che è bellissima, tra un po' quasi un'animazione retro e poi qualcosa di molto moderno, quasi psichedelico, con questo finale un po' alla 2001 Odissea nello spazio, quando poi si arriva ai giorni nostri, quindi dal passato al presente. E quindi è proprio tutto lì, sta il titolo dell'album anche? Ha sorpreso anche me quando l'ho visto la prima volta, perché ho visto che da una cosa arida e molto, come dire, desolata, si arriva a un'esplosione di luce, si arriva dal passato al futuro, guarda, quindi in effetti la sintesi anche del titolo, insomma, questa qui. E poi stiamo benissimo noi disegnati. Siamo meglio che non è vero, preferisco Guido Maurizio dal vivo, devo dire. No, però devo dire che funziona benissimo, e poi anche le citazioni che ci sono, gli omaggi, c'è la di un bug, a un certo punto. Dopo il film di un bug mi sono andate molto, insomma, quindi la nostra vecchia macchina ai tempi del film che la comprammo, e poi l'ho avuta per alcuni anni, e poi dopo l'ho venduta perché ero pieno di reumatismo. Questa c'è Avvidando troppa aria. al nostro paese di origine, Rocca di Papa, che sta a 800 metri di altezza. Che succede? Se la cappottina non la chiudi bene oppure c'è qualche spiffero, io mi ricordo che tutti gli inverni avevo sempre questa forma di sciatica l'artrite a questo braccio che non ce la facevo proprio alzarlo, perché prendevo sempre freddo bene, alla fine dico ma gli anni passano, poi c'era un sacco di gente che la voleva, bellissimo, questa rimane come aneddoto, non la tagliamo. Allora, dando la speranza che ci sia un volume 2, perché comunque di pezzi ce ne sono nella vostra carriera veramente di straordinari e tantissimi. Allora, il Banana Joe che c'è quello con Bud Spencer, cioè avete utilizzato ovviamente la voce di Bud, ma con queste cose, anzi parliamo proprio degli arrangiamenti, perché ho sentito anche in Orzoway c'è questo uso molto moderno, tra virgolette, anche della chitarra elettrica, del basso, un suono veramente attuale, però con un orecchio al passato. E questo è stato una grossa come dire, segno di intelligenza e di bravura da parte di Ricky Quagliato, che ha curato questa rivisitazione, perché era importante non tradire il passato e trasformarlo in presente, quindi ha mantenuto quello che c'era e ci ha aggiunto gli elementi di aderenza alla vestito di oggi, messo un vestito di oggi. Si sente. E questo, come ho avuto già modo di dire in altre occasioni, devo dire, poteva essere fatto solo da noi siamo musicisti, dice allora avreste potuto farlo voi, e no, io dico di no, perché per fare in maniera diversa qualcosa ci vogliono 2 occhi esterni, 2 orecchie esterne, e ci vuole, però deve essere occhi e orecchie di una persona che ama quel tipo. E il cuore ce l'ha con noi, perché, questo è importante. Perché come pensai, a volte succede che affidare degli arrangiamenti a certe persone che magari a volte fanno qualcosa che serve solo a far vedere quanto sono bravi loro, ma non funzionali a quello che volevi fare. Qui siamo partiti da un'idea di base che Ricky e il suo team
avevano una grandissima ammirazione e rispetto per quei vecchi colori, e questa ammirazione e rispetto che noi ritroviamo qui in una veste assolutamente attuale. Io credo sia un prodotto meraviglioso da questo punto di vista, e meno male che tu stai con questo... Ci tengo. No, meno male che c'è un supporto fisico da tenere, Sì, infatti, e con il vinile sarà ancora più evidente, visto. perché finalmente potremo avere in casa un oggetto che fra 100 anni i nostri figli potranno ancora avere. Non è come, sai che la musica digitale uno la prende ma non la può neanche trasferire, quindi queste sono cose che rimangono e che fanno parte della collezione di casa. No, infatti, poi lo dice uno che è un collezionista sfegatato, ma infatti, è un nostalgico. Infatti io non vedo l'ora di rimettere il vinile là sopra. Mio figlio Marco degli anni dice: Marco, guarda, sai, hai visto, abbiamo presentato il disco, ho detto: ah papà, ma mi dici queste cose a me? Io sono stato uno dei primi che l'ha prenotato, ma non mi è ancora arrivato. Allora, che l'ho prenotato e pagato. Ho detto: Marco, non ti può arrivare, perché esce il 29. Infatti. E quindi Va bene che Future Memorabilia, però mi avete dato una fregatura perché l'ho pagato. Perché è talmente tanto tempo che il vinile, tranne tutti gli appassionati, non viene più usato, che si è perso anche un po' il senso e come dire, la memoria di come si usa. Non mi sorprenderei che qualcuno ancora oggi ti veda opportunamente delle nuovissime generazioni, lo mette lì sopra e poi legge la mano. sì, o aspetta che vada in funzione da solo. No, quindi ormai c'è il revival che comunque al di là della battuta, sarebbe bene anche che le nuovissime generazioni, qualora riscoprissero un mondo musicale a loro, specialmente con questo vestito, a loro vicino, a loro tornasse in mente di avere l'oggetto proprio fisico in mano. Allora, intanto facciamo una cosa, ringraziamo e citiamo colui che ha realizzato le grafiche, che sono dei disegni bellissimi, tra l'altro. Guardate che sono, non so se avete capito che sono loro due, vero? Cioè, si nota, vero? Sì, io sono quello là, sì. quello più George Clooney e Guido più Dennis Medri. Dennis Medri? Ah, l'ho detto giusto, hai visto? Bene. Ah, quindi ci sono anche i testi, bellissimo, guarda che meraviglia. Allora, diciamo, Sono i testi questi, no? Non sono i testi, sono dei racconti. dei racconti su ogni canzone. Scusate, avevo detto una baggianata, ma può succedere in diretta. Allora, dimmi un po' la differenza tra la versione CD e la versione vinilica. Cioè, la versione vinilica cosa c'ha di allettante ancora per i fan ultra accaniti? Si apre, è un pop-up? Si apre tridimensionale, perché c'è un pop-up, escono fuori tutti dei cartoni, delle foto, è molto bello. E poi soprattutto ringraziamo le musiche in sottofondo che non sono di Guido e Maurizio De Angelis, ma che comunque ci stanno accompagnando in questa intervista. Ultima domanda, cosa sperate che regali non solo ai vostri fan storici, ma ai neofiti, a quelli che ancora vi devono conoscere magari con questo album? Capiranno chi sono gli Oliver Onions e chi sono Guido e Maurizio De Angelis. Cosa vi sperate che possa donare loro e invogliare a sentire anche qualcosa di le vostre colonne sonore, i vostri album del passato? Dei momenti di piacevole scoperta di una musica che loro non hanno ovviamente visto crescere, perché sono dei posteri da questo punto di vista, dei giovincelli, e capire che già in quegli anni lì si faceva una musica che sarebbe potuta anche rimanere un po' nel tempo. Questo io non finisci. No, avevo finito. E soprattutto una cosa, secondo me ho una speranza, ma una speranza soltanto dal punto di vista emozionale e privata, è che queste musiche fatte così siano usufruite, diciamo, siano amate e integrate nella mentalità e nel cuore di queste nuove generazioni, di questi giovani, e che le sentano talmente loro che diventino parte del percorso della loro vita. Noi adesso naturalmente per 3, 4, 5 anni, finché ci sentiamo ben in forma, li porteremo in giro dappertutto, in tutta Europa. Stiamo preparando molti concerti che poi saranno detti quando, dove, come,
pandemia permettendo. Cosa ci aspettiamo? Io mi aspetto che ci sia una scoperta da parte anche delle giovani generazioni, perché io l'ho vista nell'ambito della mia famiglia, per esempio, mio papà felice di 3 ragazze, e che nella loro crescita comunque ascoltavano la musica di quel periodo, quindi la musica attuale, quindi sappiamo tutti la tipologia, lo stile che va adesso, non conoscono assolutamente nulla di quegli anni lì. Allora quando io ho consigliato loro, alternativamente alla prima, alla seconda volta, di andarsi a sentire, non so, i Supertramp, e tornavano da me e dicevano, cioè, quindi il discorso di scoprire a distanza delle musiche che possono entrare nel cuore, c'è lo spazio, ecco, c'è lo spazio perché ti entrano nel cuore delle cose che tu non conoscevi. Contiamo su quello spazio. Bene, bene. Guarda, vi ringrazio di cuore, veramente, è stato un piacere stare con voi. Allora, comprate appena esce, anzi preordinatelo, compratelo appena avete l'occasione per poterlo fare, e vi ringraziamo con questo splendido album e il fatto di donarci ancora dei ricordi, perché quando si ascoltano questi brani la rimembranza torna subito nostalgicamente a un passato che magari oggi non è più ripercorso, ma in realtà con voi riusciamo a riviverlo e riusciamo a rivivere tutto il nostro immaginario, tutto quello che abbiamo visto, quello che abbiamo sentito soprattutto, e soprattutto ritornare ragazzi, ritornare giovani e ritornare amanti del visivo, che è la cosa più bella in assoluto. Grazie a Guido, grazie a Maurizio. Ringraziamo voi, ringraziamo te. Ciao a tutti e buona giornata. Un bacione a tutti, arrivederci. Alla prossima con Soundtrack City, grazie.